La chiave nella serratura ha aperto la porta e finalmente è entrato nella sua nuova casa. Luigi Fricelli non dormirà più in macchina, come ha dovuto fare per l'ultimo anno. Appena facciamo il trasloco dormiamo in casa, finalmente. Un tetto. E voglio proprio la sensazione buona perché c'ho mia figlia con me. Non è che non c'è mia figlia, deve stare con me mia figlia. Il 30 gennaio del 2024 lo sgombero forzato, un'ordinanza sindacale aveva deciso l'evacuazione dell'edificio in cui viveva al numero 98 di Via Galeso, il quartiere Tamburi. In 3 ore le 22 famiglie avevano lasciato le loro case, i loro oggetti e le vite a cui erano abituati. Da allora Luigi, malato di tumore da diverso tempo, non era riuscito a trovare un posto dove vivere, passava le notti in auto con sua moglie e il cane Lucky, mentre sua figlia, una studentessa di 17 anni, era ospitata dagli zii. Una piccola pensione garantita da anni di lavoro nelle pulizie industriali dell'ex Cementier non gli permetteva di pagare un affitto e acquistare nuovi mobili. Ora manca solo il trasloco, ma per poterlo fare ha bisogno di una mano e del permesso dei vigili del fuoco perché i suoi immobili sono ancora ostaggio di quella palazzina pericolante. L'appartamento che gli è stato concesso appartiene a Chima Servizi e non è molto distante da dove viveva prima. Per averlo però c'è stato un lungo lavoro di mediazione eseguito pedissequamente da Giuseppe Miceli, segretario provinciale dell'Associazione Inquilini e Abitanti di USB. Era un'emergenza casa, ha spiegato Emanuele Di Todaro, vicepresidente di Chima Servizi. Non appena il sindaco ci ha sollevato il problema, ci siamo predisposti per cercare di trovare una soluzione. La soluzione era questa, cioè avevamo nel patrimonio di Chima Servizi un appartamento che abbiamo reso fruibile perché abbiamo dovuto fare dei lavori per renderlo fruibile e l'abbiamo consegnato ai servizi sociali e al patrimonio. Tutto è bene quello che finisce bene, ha detto Di Todaro, consegnando le chiavi a Luigi, ma a Giuseppe Miceli, che ha seguito le 22 famiglie di Via Galeso sin dal primo giorno, resta l'amaro in bocca. Quando sono di queste cose, questi casi, non è proprio il caso di parlare di vittoria. È venuta fuori una situazione che, come ha detto lei, è durata un anno. Io pensavo e immaginavo e auspicavo che si risolvesse il prima possibile il problema. Ma il problema non si risolve solo con Luigi, ci sono altre persone che sono ancora fuori di casa e sono sistemati, tra virgolette, in modo molto molto precario.